Heather McPallister. Sicuramente Barisani aveva lasciato capire di avere molti dubbi sul suicidio, per quanto Sebastiano invece e il suo avvocato ancora tentennassero. Poi esce Fineschi e a quel punto sarebbe stato impossibile per Sebastiano non fare opposizione senza venir mediaticamente linciato, e quindi Sebastiano giustamente alla fine si allinea, e anzi ci sono indiscrezioni secondo le quali avrebbe grossi elementi per fare opposizione, addirittura si dice superiori a quelli in mano a Penelope. Rimane tuttora irrisolto il come e il quando sia avvenuto il decesso, nella duplice, ancorché antitetica, direzione del suicidio, finanche nelle forme istigate, ovvero, della morte per mano altrui. È con queste premesse che anche i legali di Sebastiano Visintin, marito della 63enne trovata morta il 5 gennaio del 2022 nel parco dell'ex OPP, presenteranno al GIP opposizione alla richiesta di archiviazione depositata dalla Procura di Trieste. A comunicare la decisione è stato ieri l'avvocato Paolo Bevilacqua, che assieme ad Alice Bevilacqua assiste legalmente Visintin. Alla luce del fatto che i legali che rappresentano il fratello e la nipote di Liliana hanno già annunciato analoga decisione, ora è evidente come tutte e due le parti offese concordino quindi sulla necessità di un'investigazione suppletiva, che faccia luce sui tanti dubbi rimasti ancora in piedi in questa tragica vicenda. I difensori di Visintin indicheranno al GIP che dovrà comunque decidere sulla richiesta archiviativa della Procura, premette Bevilacqua, anche il loro contributo per una rivisitazione e un approfondimento delle indagini tecnico-scientifiche, in particolare dell'esame autoptico, che, in ossequio all'obiettivo della scienza forense, sono tese alla ricerca della verità fattuale. Una verità fattuale che, coniugata con l'analisi investigativa di tutti gli elementi di prova, possa risolvere ogni dubbio che l'esito del procedimento, fin qui, lascia aperto, che per il consulente di parte di Visintin, il medico legale Raffaele Barisani, ci fossero delle perplessità su alcune conclusioni e alcuni aspetti della relazione radiologico forense medico-legale depositata dai consulenti della Procura. Era già emerso. Lo stesso Barisani aveva inviato loro delle osservazioni dopo aver esaminato la consulenza tecnica. Le sue perplessità si concentravano sulla data della morte e sulle lesioni riscontrate sul volto della donna. Lesioni come quelle alle regioni frontale e nasale, indicava Barisani, alla palpebre superiore, alla lingua, oltre all'infiltrazione emorragica a livello di muscolo temporale sinistro che potrebbero avere una causa non accidentale, bensì essere il significato di lesioni inferte da terzi. Una posizione quindi in linea con quella evidenziata anche dai consulenti di parte della famiglia Resinovic, i medici legali Vittorio Fineschi e Stefano Derrico. Nelle sue osservazioni, Barisani scriveva come la modalità suicidaria che la povera signora Resinovic avrebbe messo in atto è veramente di rara, se non rarissima osservazione. E del resto solo al suicidio si dovrebbe pensare, poiché una morte simile di natura accidentale va certamente esclusa, per semplice logica. Pertanto il suicidio nel caso di specie, seguendo un criterio statistico di riferimento, va ritenuto molto improbabile. La decisione dei legali di Visintin di presentare opposizione all'archiviazione è stata presa alla luce di tutte le risultanze, dichiarative e documentali, indica Bevilacqua, emerse dall'attività investigativa della Procura. Bevilacqua sottolinea appunto come rimanga tuttora irrisolto il come ed il quando sia avvenuto il decesso di Liliana, nella duplice, ancorché antitetica, direzione del suicidio, finanche nelle forme istigate, ovvero, della morte per mano altrui. I legali delle parti offese dovranno depositare l'atto di opposizione all'archiviazione entro il 23 marzo. Poi la decisione spetterà al GIP Luigi Dainotti.